Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13. Oggi siamo in veste di salute ed è un piacere avere con noi in studio il dottor Domenico Scibetta, direttore generale dell'ULSS 6 Euganea. Benvenuto direttore. Buongiorno, grazie. Perché oggi faremo il punto della situazione sull'ULSS 6 Euganea con questa convinzione forte, allora più grandi, più vicini, più efficienti, più umani, perché è una realtà talmente grande che va spiegata. E allora, direttore generale, intanto ci collochiamo dove siamo con l'ULSS 6, perché le dimensioni sono tante e diverse, è stata una conquista importante. Direttore. Beh, devo dire, giusto per collocare e connotare la ULSS 6 Euganea, noi stiamo parlando della ULSS più grande del Veneto, copre tutta la provincia di Padova, quasi 1 milione di assistiti. È una ULSS che gestisce in via diretta 5 ospedali, che ha 7.740 dipendenti, con una peculiarità che il 72% di questi dipendenti sono donne, quindi la grande prevalenza del sesso femminile tra le nostre dipendenti. È una ULSS che complessivamente ha quasi 2.200 posti letto ospedalieri, che anche nel territorio 6.440 posti letto di residenzialità, quindi 2.200 posti letto ospedalieri, quasi 6.500 nel territorio, parlo dei centri servizi residenziali. È una ULSS che eroga ben 12 milioni di prestazioni ambulatoriali ai nostri assistiti, ai nostri cittadini. Quindi numeri veramente importanti rapportati al milione di utenti, di assistiti ai quali appunto vi riferite, senza contare poi, perché insomma i numeri è bello anche discuterli, che avete proprio anche 1.700 posti per acuti e poi pensate a 175.000 accessi al pronto soccorso, cioè è molto molto grande, è molto molto difficile gestire, e poi c'è sempre il pubblico, quindi bisogna essere così grandi e forti. Sì, la realtà di Padova ha appena ricordato che noi abbiamo avuto l'anno scorso quei numeri di accessi in pronto soccorso. Quest'anno, a fine anno, arriveremo quasi a toccare i 200.000 accessi nei nostri punti di pronto soccorso, con tutte le tematiche, le problematiche di dare risposte in tempi adeguati a condizioni di emergenza o d'urgenza e a volte anche no. La complessità della nostra ULSS, della nostra sanità padovana, è resa ancora più grande dal fatto che nella città di Padova, nella provincia di Padova, coesistono a stretta vicinanza di Gomito un'azienda ospedaliera di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto, per cui un fiore all'occhiello della sanità veneta, entrambe, e quindi condividiamo questi percorsi di assistenza ai nostri cittadini. Senta, direttore, allora a un certo punto è un percorso che è iniziato per la sua ULSS come per le altre, per la sua in maniera anche molto più diciamo, importante per le dimensioni, per la grandezza. Siamo al compimento del secondo anno, giusto? E quindi è un percorso che sta andando avanti, quali sono le prospettive, come sta funzionando? E se ci sono state magari delle problematiche brillantemente superate? Certo. Certo, il percorso è cominciato il 1° gennaio 2017, ci eravamo preparati l'anno prima. Nel nostro caso si tratta di mettere insieme 3 realtà per molti aspetti completamente diversi. Penso a quelle che sono le ex ULSS 15, la 16 e la 17. Modelli organizzativi frequentemente diversi, culture anche organizzative diverse, modalità di risposta ai bisogni del cittadino diversi. Quindi si tratta di una grande sfida in cui noi vorremmo arrivare a una modalità unica di erogare i servizi ai cittadini, prendendo le parti migliori e portandole a sistema. La grande rivoluzione ha riguardato innanzitutto tutti gli aspetti di struttura organizzativa amministrativa. Questo ci ha consentito di raggiungere dei risultati immediati. I risultati immediati sono le economie di scala. Tanto per dire, noi abbiamo
rivisto, rinegoziato tutte le modalità di acquisizione di contratti, di beni, di servizi. Solo questo ci ha consentito di portare una razionalizzazione pari a 2 milioni di euro nel primo anno di esercizio. Quindi in maniera, insomma, la razionalizzazione vuol dire un risparmio, perché poi, diciamo, va in questa direzione, una logica nell'utilizzare il bene pubblico, la sanità, giusto? Certo, ha detto bene razionalizzazione, che non si tratta di razionare le risorse, perché la legge 19 non intende cambiare nulla rispetto all'erogazione dei servizi, anzi non intende sottrarre qualcosa, ma anzi tende a migliorare i livelli di erogazione, e questo lo si può fare solo su grandi dimensioni e con le economie di scala che dicevo prima, e utilizzando quelle che sono le eccellenze che nei nostri territori esistono, facendone un sistema di eccellenza diffusa. Senta, intanto io personalmente le faccio anche i complimenti, perché il sito che avete fatto è molto organizzato e anche la parte social ha avuto il suo gioco, il suo ruolo molto importante. È molto facile navigare, molto facile ottenere delle risposte. Anche questo è un impegno importante, aprirsi alla società che cambia, perché insomma, non è detto che una persona di una certa età non sappia navigare o non abbia delle disponibilità, e quindi è un vantaggio importantissimo questo. È stato sin da subito uno dei nostri obiettivi fondamentali, perché io sono convinto, ormai tutti siamo convinti, che la comunicazione è fondamentale, e noi abbiamo bisogno di rassicurare per curare. Bene, abbiamo bisogno di comunicare, di migliorare la comunicazione con i nostri cittadini, perché a volte la comunicazione in sanità non avviene in maniera adeguata, oppure avviene secondo metodi, stili classici che oggi, nell'epoca del 2.0, non hanno più, sono ormai robe del passato, da brontosauro, come spesso mi si dice. Anche perché la gente poi prende l'internet, va sul web, quindi si informa. E tra l'altro avete anche qui numeri importantissimi, perché avete circa 1800 utenti al giorno e vengono visitati 5000 pagine, quindi diciamo 2000 persone visitano la pagina, vanno sul sito, e poi 5.000 pagine. Ma cosa leggono? Vi siete fatti, cosa sa qual è il nostro? Intanto siamo cresciuti da quasi apprendisti stregone, perché io mi ricordo, io non ho mai avuto un profilo Facebook, quindi ne ho capito l'importanza utilizzandolo come strumento di comunicazione. Siamo cresciuti da apprendisti stregoni e commettendo anche degli errori all'inizio, no? Però c'era lo strumento, quindi chi non fa non falla, giusto? Certo, ecco. Ci siamo posti come obiettivo quello di comunicare la buona sanità, perché, come spesso si suol dire, fa più rumore un ramo che casca che una foresta che cresce. Noi abbiamo voluto rappresentare un sistema sanitario eccellente, pur con le sue aree di miglioramento, pur con le sue a volte criticità che dobbiamo affrontare, però su 12 milioni di prestazioni, giusto per citare ancora, prestazioni ambulatoriali, anche se l'errore riguardasse l'1% su 12 milioni di prestazioni, facciamo dei numeri importanti. Ecco, e questo canale comunicativo ci sta consentendo di avere una presa diretta. Noi abbiamo ormai più di 12.000 fedeli, come si suol dire, followers, no, che ci seguono, ma oltre a Facebook abbiamo aperto canali comunicativi, Twitter, la piattaforma, tutti i social, la piattaforma YouTube, in più ulteriori canali comunicativi con l'azienda. Faccio un esempio: la mail diretta a me, il direttore ti ascolta, e con quella mail i cittadini, i dipendenti, chiunque ne avesse voglia, mi segnala dei problemi, e noi garantiamo a chiunque ci scrive una risposta in tempi certi. Insomma, questo anche per essere sempre più vicini, perché poi, ripeto, l'efficienza, l'essere anche più umani, più vicini, perché le persone segnalano le cose buone, le cose meno buone, e lei vigila, lei controlla, giusto? A me piace dire che il direttore generale è garante del cittadino, garante dei bisogni del cittadino, e quindi si deve porre necessariamente in ascolto con tutti i canali comunicativi possibili e immaginabili, perché dall'esperienza del cittadino che noi autoapprendiamo e ci miglioriamo, pur partendo da sfide importanti, perché i livelli che abbiamo raggiunto come sistema, come modello, me lo lasci dire, sono livelli di eccellenza.
Quindi avete delle sfide importanti in un territorio che dicevamo prima è molto importante. Allora, queste sfide come si preannunciano? Già, insomma, alcune le ha superate brillantemente, molto bene, perché i risultati e i numeri parlano. Quindi quali sono queste sfide alle quali appunto si sta affacciando? Beh, O degli obiettivi che desidera? Allora, noi abbiamo intanto delle sfide che sono sfide di sistema e di natura epidemiologica, tanto per partire dai bisogni. Uno dei grossi problemi che affronteremo, che stiamo affrontando come sistemi sanitari, è l'invecchiamento della popolazione. Se lei pensa che già oggi nella provincia di Padova, in Euganea, noi abbiamo il 22,2% di ultra 65 anni, tradotto in numeri, 200.000 anziani. Ma essere anziani significa spesso essere fragili. Essere fragili deriva dal fatto che si hanno più patologie croniche concomitanti. Se noi prendiamo la popolazione al di sopra degli 80 anni, gli ottantenni hanno almeno 2 patologie croniche. Quindi la grande sfida è quella dell'assistenza alla cronicità e dell'invecchiamento della popolazione, in primis. Poi ci sono tutta una serie di sfide legate alle patologie emergenti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ricorda che nel 2020 la principale causa di disabilità saranno le malattie mentali. Quindi noi domenica scorsa abbiamo ricordato in piazza per 15 anni per la 15ª volta consecutiva, abbiamo posto all'attenzione il problema della salute mentale e di come intendiamo affrontarla. Le sfide legate, dicevo, a patologie emergenti, all'età adolescenziale, alle doppie diagnosi, all'intersecarsi di patologie di dipendenze, quindi il SERD, con le patologie mentali, spesso intrecciate strettamente tra di loro, e quindi il Dipartimento di Salute Mentale. 400 operatori, giusto per dare sempre le dimensioni, 400 operatori sanitari che si occupano tutti i giorni, 365 giorni all'anno, della salute mentale dei nostri cittadini. Allora, io devo andare in pubblicità, poi ci si mettono magari pure le zanzare, un'altra emergenza da affrontare, non è mai finita, perché poi quando vai sul sito scorrono le immagini, c'è sempre questa zanzara che quest'estate ci ha un po' intimorito a tutti quanti. Allora, noi torniamo subito dopo la pubblicità con il nostro dottore Domenico Scibetta, direttore generale dell'ULSS 6 Euganea. A dopo. Sempre. Nostro Domenico Scibetta, direttore generale dell'ULSS 6 Euganea. Allora, abbiamo, direttore, stabilito i numeri, i confini e l'impegno quotidiano di questa ULSS così grande, e in questa ULSS così grande chiaramente ci sono tanti utenti, tante richieste, può capitare che ci sia un po' il problema delle liste d'attesa, ma insomma questo succede perché siete grandi e soprattutto perché comunque è un fenomeno un po' in tutta Italia. E allora voi come vi state muovendo? Beh, devo dire che la Regione Veneto ha posto molta attenzione sin dal 2011, sono già sette anni, in un continuo e progressivo miglioramento della soddisfazione delle esigenze dei cittadini per quanto riguarda le liste d'attesa. Numerosi sono stati i provvedimenti regionali che poi hanno alzato sempre più l'asticella degli obiettivi dati ai direttori generali, ma voglio fare un esempio, una precisazione. In base alla legge nazionale basterebbe soddisfare il 90% delle richieste dei cittadini. Significa che sul 10% noi potremmo anche non soddisfare le loro esigenze. Il Veneto ha fatto di più, perché ha posto l'asticella molto più in alto, tanto che oggi il sistema Veneto e anche l'Euganea, che è in linea con i numeri, con le percentuali che adesso darò, risponde nel 96% dei casi alle priorità B, 97% alle priorità D, 99% alle priorità P. Non è finita. La Giunta regionale ha voluto, con la legge 30 del 2016, a fine 2016, dimezzare i tempi di tolleranza di attesa, e quindi per le priorità D, quelli che erano 60 giorni sono diventati 30, per le priorità P, quelli che erano 180 giorni sono diventati 90. Quindi c'è un percorso al miglioramento continuo. I margini di errore sono, poi c'è un monitoraggio continuo che viene fatto dall'azienda zero, che ci arriva in continua, e noi abbiamo
degli staff sia a livello regionale sia a livello aziendale che fanno un monitoraggio di quelle che possono essere le criticità che possono insorgere nel bisogno e riadeguiamo l'offerta. Quindi devo dire che il fenomeno non solo è sotto controllo, ma addirittura sta raggiungendo dei risultati pregevoli. Certo, ripeto, su 12 milioni di prestazione, se anche fosse l'1-2%, facciamo numeri abbastanza importanti che poi assurgono agli onori della cronaca o dei reclami che noi riceviamo all'URP, perché monitoriamo anche quello. Quindi con l'ufficio relazioni pubbliche, con il personale, chiaramente lì riuscite poi ad andare incontro magari anche a quelle esigenze di quella persona. Poi è importante anche la collaborazione con i medici di famiglia nel dare la corretta indicazione P piuttosto che altre sigle. Assolutamente, la collaborazione, la stretta alleanza con i medici prescrittori che sono in primis i medici di medicina generale. In Euganea ne abbiamo 662, sono le sentinelle della salute, le prime sentinelle della salute nel nostro territorio. E quindi, oltre all'offerta, noi stiamo lavorando molto sulla appropriatezza, affinché le richieste siano del tutto appropriate e nei tempi richiesti giusti. Senta, quindi diciamo, andando in questa direzione, questa unificazione che si sta muovendo anche nella direzione di questa autonomia, allora quali sono questi vantaggi che si vengono a creare? Beh, devo dire che se noi raggiungessimo, e come è previsto, lo si possa fare in breve giro di tempo, quello che è una maggiore autonomia rispetto agli aspetti organizzativi della sanità, e mi riferisco per esempio alla preintesa firmata a febbraio dal nostro governatore Zaia con l'allora ministro, c'è un capitolo sulla sanità, su cosa vorremmo fare se avessimo maggiore autonomia. Risolveremmo molti problemi. Intanto maggiore autonomia nell'organizzazione, nella governance. Sono tutte cose in 7, mi pare che siano 7 capitoli di quel paragrafo sulla sanità. Maggiore autonomia nell'organizzazione della governance, maggiore autonomia nella gestione del personale, superare i tetti di spesa che ci vengono posti dal Ministero, poter programmare le scuole di specializzazione a livello questa è una grande problematica. È un grandissimo problema. Non solo, ma in quella proposta di autonomia è contenuta anche una cosa molto importante: poter inserire nel sistema sanitario regionale i medici specializzanti o i medici che al di fuori del circuito della specializzazione con contratti di formazione possono subito essere immessi. Come si faceva una volta, quando io giusto per dire, sta sottolineando il fatto che io sia un brontosaurio, giustamente. No, insomma, lei è cardiologo, ricordiamo, lei è cardiologo, la sua specialità. Quando ho cominciato a lavorare io negli ospedali, in un ospedale di montagna, ma in tutti gli ospedali d'Italia non era necessaria la specializzazione tranne 2 branche che erano l'anestesia e rianimazione e la radiologia. Per il resto è chiaro che venivamo assunti, la nostra esperienza era limitata, ma nessun primario, come si chiamava allora, si sarebbe sognato di metterci subito da soli di notte o in sala operatoria a fare intervento. C'era un percorso professionalizzante di affiancamento che faceva sì che noi crescevamo in reparto, nelle corsie. Oggi noi abbiamo questo grandissimo problema, la carenza assoluta di specialisti dovuto a quel divario importante. Questa problematica di accedere alla specialità, è chiaro. Questo è il grande problema. La programmazione delle scuole di specialità è stata fatta non in base al bisogno di turnover o di specialisti che le varie regioni e i vari territori esprimevano, ma è stato fatto solo su considerazione di natura economica. Perché devo pagare le borse di studio? Il Ministero, il MIUR, il Ministero dell'Economia decideva che solo quella era la quantità di denaro da destinare alla scuola di specialità e quindi erano risicati i posti di specialità. Il primo anno di specialità che ho fatto io siamo entrati in 45, non venivamo ovviamente retribuiti con la borsa di studio. Oggi la scuola di specialità in medicina d'urgenza a Padova, oggi, quest'anno ne specializza 2. Figuriamoci. Quindi, figuriamoci, la dice lunga su come noi possiamo reggere l'urto se non troviamo soluzioni tipo quelle che le ho
illustrato e contenute nel documento sull'autonomia della Regione Veneto, che sicuramente nell'immediato possono consentirci la sostenibilità del nostro sistema regionale. Senta, a proposito di medici, perché chiaramente poi quelli che ci sono specializzati, però poi c'è anche un problema di medici che vanno via, che vanno magari da altre parti, perché sono pochi, perché poi con queste specialità magari vanno anche all'estero. Allora voi avete una piccola situazione particolare tra Camposampiero e Cittadella, nei reparti di pediatria e ortopedia. Cosa sta succedendo? Come intendete andare avanti? Poi con la speranza che chissà che si apra anche il numero chiuso, quindi magari... chissà in un futuro. Ecco, vedi, lei ha citato due criticità, di cui una già di fatto ampiamente superata. Ha citato l'ortopedia di Cittadella, ha citato la pediatria di Camposampiero. Io potrei citarne di altre, di emergenze organizzative che abbiamo dovuto affrontare in questi 2 anni. Magari non assurgono a dignità di cronaca giornalistica, ma ne affrontiamo. In questo contesto di difficile reperimento di risorse è chiaro che ci troviamo ad affrontare criticità organizzative. Bene, una risolta in tempi molto brevi, compatibilmente con le procedure di legge, perché vorrei ricordare che la sostituzione di un primario, mettendo in fila tutti i tempi tecnici dettata la normativa, richiede 8 mesi. Come minimo, e spero che tutto vada bene, perché basta che ci sia uno dei commissari che dà forfait all'ultimo momento e ricomincio da 3. Quindi, compatibilmente con questi tempi, noi per l'ortopedia di Cittadella, dove i pessimisti la davano quasi per, mi consente il termine, defunta, noi abbiamo rinominato un primario di eccellenza in tempi record e abbiamo ricostituito un'equipe che dopo quel momento, quell'impasse transitoria, riprende a lavorare continuando a fare le cose anche meglio che faceva prima. Una situazione adesso che stiamo gestendo è quella della pediatria di Camposampiero, dove tra l'altro esiste anche una terapia intensiva neonatale, ed è chiaro che lì bisogna reperire delle risorse di specialisti, molto specialisti, e non solo di pediatri. Ecco, la previsione dell'uscita dei medici che hanno manifestato questa intenzione, poi vedremo concretamente se verrà realizzata, ci consente tempo di trovare le soluzioni. Questa previsione avverrà a febbraio, nel frattempo ci siamo messi già all'opera, no? Con una serie anche di accordi tra aziende. Stiamo elaborando un progetto insieme all'azienda ospedaliera di Padova, perché ricordiamoci che le pediatrie, le terapie intensive neonatali e non solo, in Veneto l'organizzazione ospedaliera è fatta su organizzazione di rete, cioè non esistono delle monadi di ospedali isolati da tutto il resto. No, è una coordinazione di team, perché chiaramente per le varie patologie, per insomma, la pediatria magari d'emergenza o d'urgenza, insomma, richiede anche molta delicatezza, è un team che si confronta. Guardi che da anni la Regione Veneto ha affinato questa gerarchia di ospedali e queste reti cliniche per cui abbiamo i centri cosiddetti hub di riferimento provinciale, quelli di riferimento regionale, sovraregionale, tenuto conto di quelle che sono poi le competenze cliniche, le casistiche, i bisogni della popolazione, gli indici cioè l'epidemiologia è una delle guide importanti per organizzare gli ospedali in queste reti cliniche in maniera che non ci sia tutto dappertutto, ma ci sia una complessità graduata, ma questo soprattutto per poter offrire al cittadino il meglio rispetto al livello di intensità di cura. Anche perché poi, direttore, si dice tanto di fare bambini, poi se li fai, sono accolti e arrivano in strutture bene strutturate, e quindi fa anche ancora più piacere, giusto? Beh, noi a Camposampiero, sia a Camposampiero che a Cittadella abbiamo 2 punti nascita che superano ampiamente i 1200 nati in un anno, quindi e anche quest'anno si mantengono i numeri abbastanza elevati. Poi a Cittadella abbiamo anche un centro di procreazione medicalmente assistita, cioè abbiamo, io le chiamo eccellenze diffuse, di cui magari non si parla, poi ripeto, assurgono agli onori della cronaca anche nazionale alcuni episodi di eccellenze.
da una parte la ricostruzione del volto a Cittadella della donna, o sempre a Cittadella l'impianto del pacemaker in pieno travaglio di parto, una cosa che ha portato alle cronache nazionali, oppure a Piove di Sacco l'umanizzazione delle cure nei confronti di minori con particolari patologie che per l'ospedale si trasforma in un'astronave spaziale pur di rimuovere tutti gli ostacoli alle cure. Potrei citarne tante altre di questi eccellenti episodi di buona sanità. Non faccio il nome e cognome di unità operative perché rischierei di tralasciarne fuori qualcuno. Perché ricordiamo, la cosa importante è anche l'idea di avere a che fare con un team, quindi tutti collaborano, dall'infermiere all'anestesista a caposala, quindi è importante anche che passi questo messaggio. Il messaggio è che il lavoro di squadra è quello che vince sempre. Ecco, e allora io devo andare in pubblicità, torniamo subito dopo con Domenico Scibetta, direttore generale dell'US 6 Euganea. A dopo. Eccoci qui ancora con Domenico Scibetta, direttore generale dell'ULSS 6 Euganea. Allora, questa ULSS che è più grande, più vicina, più efficiente, più umana, ma io le posso fare una domanda? Sei in salute? Sei in salute, sì, direi che l'ULSS Euganea è in ottima salute, partendo anche dal bilancio, perché voglio dire, noi con soddisfazione abbiamo chiuso il bilancio del 2017 per la prima volta dopo tanto tempo col segno più. E quindi siamo usciti da una... Questo è stato possibile grazie a quelle sinergie create dalla legge 19. Quindi sicuramente noi abbiamo una situazione di bilancio economico e gestiamo 1.700 milioni di euro, giusto per dare sempre le dimensioni, che ha un indotto sul territorio di 1,5 volte, 2, quindi capisci cosa muove questa macchina sanitaria. Quindi è in salute da un punto di vista indicatori economici e in salute da un punto di vista indicatori come esito di salute. Poi ripeto abbiamo le dinamiche di offerta, di domande di offerta che nel territorio padovano hanno quella peculiarità di interlocuzione con l'azienda ospedaliera, con lo IOV, che paradossalmente fanno sì che tanto più l'azienda ospedaliera migliora le sue performance di risposte, io peggioro le mie performance perché mi viene considerata, da un punto di vista strettamente tecnico, certo, mi viene considerata mobilità passiva. E in questo senso, essendo considerata mobilità passiva, c'è la penalizzazione, ma sono meccanismi molto tecnici. Importante dare risposte adeguate ai cittadini su più livelli di organizzazione. Allora, prima della pubblicità eravamo rimasti, no, a Campo San Piero, poi abbiamo parlato di Cittadella, di questo centro di eccellenza, i punti nascita, poi il centro per la fecondazione assistita, insomma centri importanti. Poi se per caso che uno si rompe un ossicino e qualcosa dalle parti di Campo San Piero, presso il centro traumatologico ortopedico ha a disposizione una struttura molto all'avanguardia, che tra l'altro è stata anche inaugurata da Zaia. Come sta andando? Perché è passato un anno. Ecco, come sta andando? Io vorrei far parlare i numeri. Allora, il cosiddetto CTO, Centro Traumatologico Ortopedico Campo San Piero, voglio precisarlo, nasce per dare risposte ai traumi complessi, quindi un livello di complessità diverso che è stato ben codificato, cioè non le fratture o i traumi più, diciamo, semplici che possono e devono essere trattati in tutte le ortopedie del territorio veneto. Nasce quindi come risposta a una traumatologia complessa con un programma di ampliamento in vari step, siccome è molto complicato quando si parla di urgenza, emergenza, traumi, quindi c'è stata la sinergia del CREU, del Centro di Riferimento Regionale per l'Emergenza, abbiamo messo a punto i protocolli, siamo partiti e i risultati quali sono? Che nel 2017 noi abbiamo al CTO fatto 667 ricoveri, il 37% di questi in urgenza per traumi, parlo di 247 traumi complessi, con un incremento del 12% rispetto al periodo precedente, che è stato il periodo di avvio di inaugurazione. Quindi il CTO
sta continuando la sua progressione, tanto che ci stiamo preparando in questo mese a ampliare il numero di posti letto del CTO portandoli a 50 e la Regione ci ha dato tutte le autorizzazioni, i finanziamenti necessari e stiamo cercando di arruolare gli ortopedici per poter addirittura raddoppiare il numero di sedute operatori. Quindi direi che è un percorso difficile, non si crea un centro di riferimento regionale traumatologico dall'oggi al domani. Cioè se c'è qualcuno che pensasse che il giorno dopo l'inaugurazione veder volare elicotteri, arrivare ambulanze dappertutto, vuol dire che ha visto troppi film in televisione, telefilm. L'organizzazione sanitaria nel campo dell'urgenza e emergenza è qualcosa di molto più difficile. Noi tra l'altro la settimana scorsa abbiamo approvato il progetto definitivo per la costruzione dell'Eli Piazzola, che vedrà la posa della prima pietra entro l'anno prossimo, quindi si consoliderà sempre più il percorso di questa crescita del centro traumatologico ortopedico. Che è anche importante ricordarlo perché noi in Veneto abbiamo a disposizione 4 mezzi, 4 piloti che tutti i giorni sono lì pronti in qualsiasi emergenza, mi piace ricordarlo. Certo, e poi dicevo il bacino di utenza del CTO sarà progressivamente ampliato, quindi oggi serve un certo bacino di utenza, domani farà baricentro su 1 milione di persone. Abbiamo esteso l'attività verso alcuni comuni della provincia di Treviso, è un percorso. E io mi sento di dire che non è un percorso che non si è fermato, ma con tutta la prudenza del caso, quando si parla di urgenza e di traumatologia, devo dire che sta andando avanti. Le darò un altro, il CTO di Campo San Piero è un centro di riferimento, e non solo regionale, per il trattamento della traumatologia del bacino, una chirurgia estremamente complessa che solo pochi ortopedici, direi in Europa, solo pochi, riescono a fare così egregiamente come il nostro direttore del CTO riesce a fare a Campo San Piero. E allora, questa è una eccellenza. Lei parla spesso nell'ambito della sua US delle eccellenze diffuse. Quante sono? Tantissime, ma quali sono quelle che le stanno anche a cuore perché le ha viste partire? È stato un po' il papà di alcune eccellenze. Se sono eccellenze mi stanno tutte a cuore, perché non solo vorrei salvaguardarle, ma vorrei portarle a un livello ancora sempre più alto di eccellenza. Sicuramente. Allora, perché parlo di eccellenze diffuse? Perché se io dicessi abbiamo in quell'ospedale l'eccellenza di o il nome di richiamo, forse non farei un buon servizio a tutti gli altri professionisti, a tutte le altre equip che 24 ore al giorno veramente fanno grande il nostro sistema. Allora parlo di eccellenze diffuse, poi se volessimo fare un elenco, dico noi diamo risposte eccellenti nel campo della chirurgia, della robotica, dell'oculistica, della medicina, dell'ortopedia, abbiamo eccellenti professionisti, insomma diffusa perché grazie alle dimensioni nel campo dell'ostetricia e ginecologia, lei pensi che nel giro di poco meno di un anno io ho nominato ieri il 20° primario della gestione a me affidata del periodo. Quindi vuol dire che c'è la volontà di questa direzione nello scegliere anche professionisti eccellenti, nel rinsaldare le fila, cioè parlo dei primariati, 20 primari in poco meno di 2 anni, devo dire che è un risultato che testimonia qual è la volontà della direzione della programmazione regionale per quanto riguarda lo sviluppo delle eccellenze di rete del sistema veneto. Senti, tutto questo gioca un ruolo molto importante l'umanizzazione, perché i pazienti, gli utenti si aspettano anche questo ed è una componente importante quando ognuno di noi affronta una patologia che può essere piccola o grande, cioè si aspetta anche questo valore. Direttore? Ecco sì, io direi che l'umanizzazione intanto delle cure, quindi rivolta ai cittadini, ma penso che l'organizzazione debba avere un volto umano anche nei confronti dei quasi 8.000 dipendenti, quindi ascoltare anche le esigenze, le problematiche dei nostri dipendenti
e abbiamo cercato di agire su entrambi i fronti. Sul fronte interno voglio ricordare che noi abbiamo avviato, per esempio, a beneficio dei nostri dipendenti in difficoltà che devono assistere minori e che hanno esaurito tutto il loro bagaglio di ferie o di permessi, abbiamo istituito la banca delle ferie solidali e stiamo avendo già dei buoni risultati. Ecco, non voglio citarle episodi eccetera perché sarebbe poco simpatico, però abbiamo avuto la generosità di molti dipendenti che hanno messo a disposizione le loro ferie a vantaggio dei colleghi. Questo ritengo che sia un segnale molto importante di attenzione verso lì. Sempre all'interno, verso i nostri dipendenti, abbiamo istituito 5 punti di ascolto con equip multidisciplinari che vanno in sinergia con l'Università di Padova, col Dipartimento di Psicologia e Scienza del Lavoro, 5 punti di ascolto per sentire quelli che sono il disagio dei dipendenti, anche in forma diciamo molto riservata, cioè rilevare il disagio, cercare di intervenire se si tratta di un problema organizzativo con la direzione, e questi sono 5 punti di ascolto sparsi nel territorio a beneficio dei nostri cittadini, per non parlare poi dell'attenzione che stiamo ponendo verso il problema dei parcheggi in prossimità del posto di lavoro, oppure alcuni progetti su agevolare le donne, ha visto il 70+% sono donne che sono mamme, che hanno anche un carico di lavoro spesso importante. Ecco che allora la nostra attenzione si sta rivolgendo anche in questo settore. Le dirò che stiamo elaborando un progetto di cui non voglio anticiparle nulla. Cioè, io mi aspettavo oggi una notizia, mi dici, no, mi lascia così. Allora, direttore. Stiamo elaborando un progetto. Pezzettino mi racconti. Ecco, stiamo elaborando un progetto di smart working. Tanto per un progetto che renda per determinate categorie di dipendenti che abbiano alcune esigenze, che introducono una flessibilità del lavoro. Cioè una flessibilità del lavoro fatto per obiettivi. Non la faccio sbottonare di più perché so che poi dopo c'è la presentazione e tutto, sì, però... Ma non è tanto per bruciare la notizia, no, perché ci tengo, non è tanto questo, è perché io sono abituato a parlare sempre con... La conosco da tempo. Grazie, Però stiamo elaborando questo progetto che è una sfida molto, molto interessante, perché si muove all'interno delle normative, dei contratti, dei regolamenti, e introdurre modalità di lavoro flessibile nelle nostre aziende con lo smart working. Devo dire che potrebbe essere un ottimo successo per il sistema veneto, che ancora Quando dorme lei, direttore? Che le pensa tutte? Beh, io ho il vantaggio da anziano di soffrire di insonnia terminale. Diciamo che mi alzo molto presto. Ecco, è un mattutino. Allora, vado in pubblicità, poi torniamo con il mattutino. Domenico Scibetta, direttore generale dell'USSEI Ugane. A dopo. Eccoci qui, siamo ancora con Domenico Scibetta, direttore generale dell'USSEI Euganea. Allora, abbiamo detto quanto diventa importante poi il fare tutte queste cose e poi poterle anche comunicare. La comunicazione è un passaggio fondamentale per chiarezza, per trasparenza, è anche un dovere, direttore. Ma è un dovere soprattutto perché nell'era della post-verità, quando imperversano le fake news, in un'epoca in cui le fonti autorevoli della scienza vengono delegittimate, è ancora di più un dovere che noi sentiamo da un punto di vista etico, curare, prendersi carico delle sofferenze delle persone, curare, porta dentro di sé il principio della corretta comunicazione, della informazione adeguata. E oggi noi viviamo in un contesto in cui dobbiamo spesso contrastare quelle che sono le fake news, quindi l'abbiamo inteso come un obiettivo strategicamente importantissimo, sia con i canali social, ma avendo aperto tutti i canali di ascolto, sia a livello regionale, perché non dimentichiamoci che c'è un numero verde regionale, una mail diretta regionale in cui si possono avanzare reclami, lamentele, suggerimenti di tutti i tipi, che poi vengono girate alle ULSS. Avrà visto che in ogni ospedale e in ogni distretto la Regione ha voluto quelle che noi chiamiamo i totem, con le nostre immagini, perché le direzioni ci mettono la faccia, con i numeri di telefono e con la raccolta dei reclami.
Ma a me piace dire un'altra cosa, oltre ai reclami noi abbiamo avuto centinaia e centinaia di apprezzamenti, ma a parte quelli centinaia e centinaia di suggerimenti. Questa è la parte più importante per noi, perché vuol dire che il cittadino diventa consapevole di una co-creazione del percorso di cura. Questa è la cosa più importante, il valore aggiunto delle nostre cure non sta solo nella tecnologia, ed è di oggi la notizia che la Regione Veneto ha approvato una delibera di investimenti notevoli per quanto riguarda tecnologie. In Ulse Euganea ha assegnato ulteriori 3,5 milioni di euro, oltre quelli già dati per l'innovazione tecnologica. Quindi oltre all'innovazione tecnologica e gli investimenti in muri, in ospedali, in strutture, in tecnologie, noi crediamo fermamente, ma lo crede tutto il sistema veneto, che curare significa anche avere molta attenzione ai bisogni, ai suggerimenti e a ritagliare il percorso di cura come un vestito su ogni singolo paziente. Quindi insomma un intervento sartoriale, perché sono tutte persone diverse, hanno esigenze assolutamente diverse. Senta, mi faceva prima riflettere quando lei ha detto poniamo molta attenzione ai nostri dipendenti e poi anche al fatto che avendo questa comunicazione social ricevete anche molti complimenti, però è rimasto ancora quel tradizionale portare i cioccolatini, le pastine, insomma, perché poi chi è stato ricoverato, chi è stato trattato bene, insomma, riconosce ancora, vede ancora questo passaggio un po' vecchio stile. Guardi, vi arriva qualche briochina, qualcosa che vi portano sì, con gioia? Sì, arrivano manifestazioni, attestati di stima e di riconoscenza, e queste per noi sono molto importanti. L'episodio che io ricordo con maggiore affetto è quello di un anziano a cui io, trovandomi in un reparto di degenza durante un giro in ospedale, ho visto che aveva qualche difficoltà, sono intervenuto, non sapendo lui che io fossi il direttore generale, l'ho aiutato a risolvere il problema e dopo mi è arrivata una bottiglia di vino con ringraziamento dell'anziano. Quindi l'ho bevuto alla sua salute e alla salute di tutti i padovani, di tutti i cittadini della nostra grande. Che sono attestati anche quelli Ulse, che danno insomma, gioia, ti fa ricordare che insomma, sei al servizio ma con soddisfazione, con umanità. Ecco, dicevo la foresta che cresce. Queste attestazioni a volte ci dicono che siamo nella direzione giusta, ci ho azzeccato. Ecco, questo un po'. Senta, ogni tanto i medici e i giornalisti un po' battibeccano, possiamo dirlo, ma noi no, ci conosciamo tanto tempo, siamo andati abbastanza d'accordo negli anni, però c'è un po' di diffidenza, no? Direttore, forse anche per un passato un po' più, tra virgolette, oscuro, il detto e il non detto, invece è così, la relazione che può andare bene. Noi abbiamo quest'anno avviato una scuola di comunicazione in sanità, perché la diffidenza nasce dalla mancata conoscenza reciproca. Per molto tempo la stampa o i giornalisti, che fanno la loro professione in maniera egregia, non voglio demonizzare nessuno, da una parte i giornalisti sono spesso all'oscuro dei nostri meccanismi o delle motivazioni o delle modalità e magari nella urgenza della tempistica che richiede la TV o la carta stampata, magari non c'è modo di approfondire alcune cose. Sull'altro versante noi abbiamo una categoria di professionisti, diciamolo, abituato a parlare per lungo tempo il medichese, no? Un linguaggio incomprensibile spesso non solo ai giornalisti, ma anche a volte anche agli addetti ai lavori. Pure la grafia di alcuni medici, meno male che adesso si sta devo dire che io leggo più, alcune cose che mi sono oscure anche a me, per cui devo dire difficoltà a tutti i livelli. Allora abbiamo detto, bene, se la comunicazione è un passaggio fondamentale con tutte le categorie sociali e i giornalisti sono i primi nostri testimonial e i primi garanti dei cittadini nei confronti del servizio che noi rendiamo, quindi ben venga il pungolo della stampa. Però è necessario che si abbattano questi muri di diffidenza con una conoscenza reciproca e una fiducia che si basa sulla conoscenza. Abbiamo fatto una scuola, 5 occasioni in cui abbiamo voluto incontrare firme autorevoli, esperti di giornalismo televisivo, in cui abbiamo condiviso i nostri problemi e i loro problemi, per arrivare a una piattaforma comune di principi condivisi. E questo spero che alla fine ci porti
Ma da parte mia penso che non sarebbe stupido avere concetti, perché significa negare quello che è proprio il nostro ruolo. Tutto questo vi porta a essere molto in salute, direttore, giusto? Come prima, diciamo, l'essere in salute, i progetti con la salute che comunque si interfacciano con tutto ciò che è la realtà dell'Us-Euganea, nei vari settori, nelle varie eccellenze. Ecco, sempre a proposito di progetti, mi fa venire in mente che uno dei progetti più, secondo me, più interessanti e anche più importanti che abbiamo avviato, giusto per non parlare sempre di ospedali o parlare sempre di distretti o di pronto soccorsi, è quello che abbiamo avviato qualche settimana fa, 30 progetti nel campo della sicurezza sul lavoro. Con una metodologia diversa, basata su due principi. Primo, il nostro SPISAL, che è quello che fa da vigile rispetto alla sicurezza di tutti i cantieri, di tutte le attività produttive, abbiamo voluto che oltre a questo ruolo, che ovviamente gli rimane, assuma un ruolo anche di accompagnamento e di crescita, di prevenzione degli incidenti. Basta morti bianchi, basta. Ma per fare questo percorso di collaborazione sempre più stretta nel prevenire, tra virgolette, le infrazioni, che spesso si traducono in infortuni anche gravi, per far questo noi abbiamo coinvolto tutte, le assicuro, tutte le categorie interessate. Una lista lunghissima che prenderebbe più di 10 minuti a dover elencare tutte. Articolazioni sociali, sindacati, organizzazioni di categoria. E nel corso di un paio di mesi, con lo SPISAL, abbiamo messo a punto e selezionato 30 progetti, alcuni di questi veramente innovativi per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, investendo 1,5 milioni di euro. Quindi anche questo significa la sanità, no? E sicurezza sul lavoro e prevenzione. E significa anche poi una ricaduta importante dal punto di vista sociale, perché andando a eliminare poi le morti bianche si eliminano poi tutte le implicazioni. Senta, però siccome la progettualità è continua, è in evoluzione, uno va sul vostro sito e vede un sacco di cose, c'è Onda, e c'è il progetto dedicato alle donne nel mese di ottobre. Continuamente ci sono flash che ci informano di quanto sia dinamica quest'US. Quanti progetti avete? Diciamo che siamo effervescenti, i progetti nascono all'alba e poi si pungolano. Si sveglia, comincia a riflettere e poi dice: ma adesso quest'anno, allora, alle donne per il mese di ottobre la prevenzione, questo va bene, ma poi il progetto Onda, iscrivi, racconta, altri progetti. Cosa succederà da qui a Natale? Cosa mi dice? Quanti ne ha? Voglio sottolineare ancora un principio. Il direttore generale è il primus inter pares, è il direttore di orchestra, ma la sinfonia ha un'eccellente musica, solo se i musicisti, se i collaboratori rispondono in maniera adeguata e suonano la musica giusta. Io ho la fortuna di avere collaboratori delle squadre di lavoro che colgono al volo tutti gli stimoli, tutte le ipotesi innovative, mettendo in campo progetti tutti i giorni, ne abbiamo di nuovi. Poi magari si fa fatica a portarli tutti avanti contemporaneamente, però devo dire che insomma siamo abbastanza effervescenti. Le ho citato l'ultimo in ordine di tempo, che è quello sulla sicurezza del lavoro. Le anticipo un altro progetto che parte giusto a metà di ottobre, in questi giorni. È una stretta collaborazione tra la Scuola Sant'Anna di Pisa, la Regione Veneto, che ha individuato la Us-Euganea come campo di applicazione per fare la prima rilevazione nazionale negli ospedali pubblici sulla soddisfazione dei cittadini dopo la dimissione. Una osservazione in continuo che vede la Us-Euganea anche in questo caso essere stata scelta, ed è un privilegio per noi, e ne sono grato a chi ha preso questa decisione, che ci vede anche in questo innovativi, con l'occhio e l'orecchio rivolto a tema. Essendo direttori organizzati ed avendo a disposizione dei dati, ci si confronta con realtà corrette, intelligenti, che mettono a disposizione il tutto e per tutto in trasparenza con il pubblico, e questo non è da sottovalutare. Allora, io devo chiudere. Io ringrazio davvero molto. È passata, ci torniamo, è passata. Io ringrazio davvero molto Domenico Scibetta, direttore generale
dell'Ulcers Euganea e tutte queste magnifiche eccellenze che ne fanno appunto parte. Grazie a tutti gli operatori, tutti coloro che tutti i giorni lavorano per il nostro benessere e la nostra salute. Grazie, noi torniamo come sempre domani, arrivederci. Buona salute a tutti.